Rete 2000 Web vi invita all'ascolto di Autori e Letture, uno spazio di informazione culturale con interviste e approfondimenti letterari sugli autori delle edizioni 03. Buongiorno a tutti i radioascoltatori, sono le 10:06 primi in una Verona soleggiata. Questa giornata inizia con la cultura e inizia intanto salutando la nostra cara Enza. Buongiorno Enza. Buongiorno Michele, buongiorno ai radioascoltatori. Allora, com'è andata la Pasqua, Enza? Rilassante. E oggi abbiamo una bella sorpresa, quella del dopo Pasqua, quindi abbiamo un autore qui in diretta con noi, in live, come possiamo dire, non come l'altra volta che era stato fatto la telefonata, ovviamente, perché ogni tanto raggiungiamo gli artisti in qualsiasi parte che si trovano per cercare di dare questo senso di cultura letteraria qui a Radio Rete 2000. Chi abbiamo oggi con noi, Enza? Oggi abbiamo con noi Paolo Mozzo. Buongiorno Paolo, benvenuto, ben trovato e bentornato, anzi. Bentornato Paolo. Grazie Enza, grazie. Buongiorno a tutti i radioascoltatori ovviamente e buona giornata a tutti di nuovo. E a te com'è andata la Pasqua, Paolo? Tranquilla, essendo di Verona ho approfittato per fare una gita, ho fatto il giro del lago di Garda. Vabbè, quello è poi un classico. Parleremo di una regione molto cara a noi, quindi anche nella cultura che vuole dimostrare, e andiamo un po' nel profondo e cominciamo a capire di cosa parliamo, Enza. Allora, prima di tutto io direi di lasciare qualche minuto a Paolo per presentarsi, perché Paolo è presidente di Ebland, che ha sede a Verona in via Messedaglia, e vorrei che si presentasse ai radioascoltatori perché lui è un eclettico, nato e cresciuto ingegnere, oggi invece è curatore d'arte e tanto altro. Paolo, raccontaci un po' di te. Vabbè, Ebland è la società e si definisce con quel nome che è la ragione sociale, ma gestisce 3 marchi che rappresentano anche poi le attività che portiamo avanti col nostro team. Il primo è nato, diciamo, ormai 25 anni fa, quest'anno festeggeremo il 25esimo anno di attività, è Artantide Gallery, una galleria d'arte sempre situata a Verona. Ha cambiato un paio di sedi ma sempre fedele alla propria filosofia, è attiva e svolge un'attività di galleria d'arte consueta con forte attenzione all'arte contemporanea, in particolare ad un movimento che abbiamo contribuito a fondare nel 2016, quindi il prossimo anno sono 10 anni, che è il movimento Arte Etica, che catalizza attorno a sé un gruppo di artisti che non si uniformano, diciamo, in simili modi di dipingere o di fare arte in senso tecnico, ma stanno assieme per le intenzioni, cioè per produrre e immaginare, creare arte che non solo curi l'aspetto estetico ma anche l'aspetto etico, cioè il contenuto, e quindi, diciamo, sono artisti fortemente impegnati nella cosiddetta responsabilità sociale dell'arte, trattano temi attualissimi e contemporanei. Poi c'è un secondo marchio che si chiama Origini, che è nato con l'idea di curare mostre istituzionali che vanno al di là dell'attività di galleria. Infatti noi da 2 edizioni di fila, per esempio, della Biennale di Venezia, otteniamo l'incarico dal Ministero della Cultura del Camerun di seguire completamente la costituzione e la creazione proprio del loro padiglione nazionale. Quindi il padiglione nazionale del Camerun è nostra responsabilità da 2 edizioni. Nel 2022 fu la prima partecipazione, quindi una cosa anche storica per il paese. E infine l'ultimo marchio che è nato di recente è il MAT, il Museo d'Arte Trasformativa, con il quale invece seguiamo mostre normalmente pensate per luoghi ad alta frequentazione, per esempio centri commerciali come la prima mostra in corso, ma possono essere grandi stazioni, aeroporti, outlet, insomma luoghi dove normalmente non ci si aspetta di trovare l'arte presente, e proprio per quello il MAT con questa idea si preoccupa di costruire mostre che trasformino, anche per chi non è abituato a vederle, l'idea d'arte, con quel nome lo fa, e quindi si cura di offrire
diciamo modi nuovi di visitare le mostre, attenti a tutti. Quindi si porta l'arte laddove l'arte non dovrebbe esserci, quindi è un'iniziativa molto molto bella. Scherzando, diciamo, no, dove si trova il cibo per il corpo, noi portiamo anche il cibo per la mente. Esattamente, una bella iniziativa, quindi un applauso anche da parte di Rete 2000 per questa vostra iniziativa molto interessante. Sì, è un percorso che Ebland con la sua galleria e con le sue iniziative sta facendo nel corso degli anni e che è cresciuto, si è espanso. Noi collaboriamo con Edizioni 03 con Paolo stavamo dicendo prima, dal 2017, quindi sono diversi anni. Abbiamo attraversato insieme il Covid, siamo arrivati a una ventina di pubblicazioni, abbiamo avuto qui ospiti anche il curatore Sandro Landi-Stagel e la curatrice Chiara Franceschini, pardon. Quindi abbiamo già analizzato, esatto, abbiamo avuto artisti ospiti e oggi siamo qui con il nuovo volume, che è quello che accompagna la mostra di cui stava parlando Paolo poco fa e che in questo momento è installata dove, Paolo? È installata al centro commerciale Verona 1, il primo piano riservato, accessibile sia dal centro sia da un ascensore panoramico esterno. E occupa, diciamo, parte di quello spazio senza essere contaminata dai negozi, ma volendo essere contaminante per l'offerta che fa a tutti i visitatori del centro. E invitiamo i radioascoltatori, se sono presenti sul territorio di Verona, di andare a San Giovanni Lupatoto a Verona 1, il centro commerciale, a visitare proprio questa mostra. Paolo, mi dicevi che ci sono anche le premesse perché questa mostra possa diventare itinerante. Spiegaci un po'. Sì, perché come accennavo all'inizio, abbiamo pensato dei modi di visitarla molto particolari, molto coinvolgenti. In particolar modo ce n'è uno riservato ai bambini, ai più piccoli, che quando si trovano a dover visitare una mostra spesso, insomma, non hanno le chiavi di lettura, magari si annoiano, e non parlo solo, diciamo, delle mostre d'arte antica, che forse sono più leggibili solo per il fatto di essere figurative, no? Davanti alle mostre d'arte contemporanea, magari un pochino più concettuali, si potrebbe accentuare questo atteggiamento di spaesamento, e noi abbiamo costruito questo percorso narrativo che invece, con l'idea di una voce fiabesca che li accompagna, li coinvolge tantissimo. L'esperienza fino ad oggi, dopo un mese e mezzo circa dal lancio della mostra, ci ha dato dei feedback straordinari. I bambini sono davvero contentissimi, finito il percorso ci ringraziano per aver conosciuto questo personaggio. Quindi genitori, portatevi anche i bimbi, gli verrà consegnato una cuffietta, loro si ascolteranno questa voce narrante nel percorso della mostra e vi accompagneranno, non si annoieranno, anzi chissà che magari potrete instillare nei vostri figli anche qualche possibile amore verso l'arte, verso le produzioni artistiche di sculture e opere anche visive in generale. Ma è proprio per questo che vorrei anche farti un'altra domanda. Voi esponete sculture, pitture, quali generi, perché li ho visti tanti, in questo caso quali avete analizzato nel corso del tempo e quali tecniche sono particolarmente espresse nella mostra che c'è in questo momento a San Giovanni Lupatoto? Allora, la bellezza di lavorare con l'arte contemporanea è che si possono coinvolgere tutte le forme espressive. Infatti si trovano dipinti, fotografie, sculture, opere video e installazioni. È veramente complessa, diciamo, la sua struttura, la mostra è attrattiva. Il bello è che ci sono delle opere proprio che colpiscono, per esempio l'opera simbolo che abbiamo utilizzato come immagine della mostra è una scultura che rappresenta un giaguaro, di cui abbiamo riprodotto solamente la testa, e come si vede guardando in dettaglio è un giaguaro in dimensioni naturali ma completamente ricoperto di puntine da disegno colorate, che rende pop un'opera di per sé enormemente figurativa. Ma poi ci sono installazioni complesse con dei funghi più alti di un uomo, con specchi riflettenti,
immagini ripetute che propongono, diciamo, video interessanti. Direi che è una mostra che non annoia, in più con questo sistema che dicevo coinvolge tutti. Bene, capito Michele? No, veramente sono rimasto un attimo colpito dal discorso dei bambini, perché chi ha un bambino in casa, che sia nipotino, figlio o quant'altro, riesce a capire che a volte il museo è un po' tabù, non si può andare perché i bambini si annoiano. Quindi è molto interessante questa formula che state proponendo, perché i bambini, si sa, sono come spugne, però gli devi dare l'interesse. Creando questo interesse sicuramente la spugna attinge anche da questo interesse che gli andiamo a creare, quindi una cosa molto bella, e anche questa volta devo dare un altro punto a vostro favore, quindi bravi. Assolutamente. Grazie, Michele. Rimaniamo quindi in tema. La pubblicazione che accompagna la mostra ha il titolo Inferno, con un sottotitolo molto interessante: Esiste una via di uscita. Si parla all'interno del libro, che mostra appunto le esposizioni che sono presenti presso la sede di cui parlavamo prima, descrive un inferno terreno. Non stiamo parlando quindi di un inferno dantesco, di un inferno biblico, stiamo parlando di qualcosa di diverso. Ci puoi spiegare un po' meglio il significato di questo titolo e del suo sottotitolo? Ma certamente. Allora, essendo una mostra d'arte contemporanea che espone 12 artisti, di cui tra l'altro 6 hanno già fatto la Biennale di Venezia, ma tutti hanno partecipato a eventi museali importanti, tuttavia non sono artisti, come dire, che sono già entrati nell'immaginario collettivo, come potrebbe essere, che ne so, un Andy Warhol, un Picasso, ecco. Quindi per cercare di interessare il pubblico alla mostra abbiamo cercato un titolo un pochino provocatorio, diciamo. Inferno ci sembrava che potesse attrarre la curiosità delle persone, ma era importante il sottotitolo: esiste una via d'uscita col punto di domanda. Perché? Perché una domanda suscita l'idea di voler scoprire la risposta, insomma. Quindi ecco, il pensiero relativo alla mostra, al titolo, è legato un po' a questo fatto, a come incuriosire i visitatori a vedere che cosa c'è dietro a cosa c'è dentro questo nuovo locale aperto nel centro commerciale, no? Ecco, io sto sfogliando in questo momento anche davanti a chi ci segue in diretta web e quindi via video, delle opere che sono esposte, di cui parlavi prima. In particolare volevo sottolineare la presenza delle riproduzioni di Alberto Salvetti, che abbiamo avuto anche qui anni fa. Lui che realizza in dimensioni naturali, quest'orso è imponente, io l'ho visto, spaventoso perché è in dimensioni naturali. Il cinghiale fa un po' meno effetto, ma l'orso è effettivamente molto spettacolare. Puoi ricordarci, perché Salvetti presenta anche qualcosa di diverso rispetto alle sue opere tridimensionali. Lui mostra delle immagini, delle foto che ho fatto vedere prima, all'interno di una vasca dove lui si è fatto ritrarre e fotografare con dei pesci in apnea. Certo. Spiegaci un po' l'iniziativa di Salvetti qui. Se guardi bene quella vasca, se i visitatori danno un'occhiata, si accorgeranno che è un cassonetto delle immondizie modificato. Come dicevo, gli artisti in questa mostra, che ha solo alla fine un riferimento dantesco, ma perché si chiude, diciamo, il percorso con una morale, e il percorso narrativo, sia quello per bambini che dicevo prima, sia quello per adulti, conduce il visitatore poi a scoprire qual è questa morale alla fine della mostra, trattano temi attualissimi. Quindi si parla, che ne so io, dello sfruttamento del lavoro, della criminalità organizzata, l'incuria della politica e anche dell'ambiente, ovviamente, quindi il riscaldamento globale, diciamo il depauperamento della biodiversità e dell'ambiente selvaggio dove le specie animali normalmente vivono. In quel caso delle sculture che hai fatto vedere a grandezza naturale, si parla del fatto che ormai siamo un po', come dire, ci sembra di essere circondati, no? Abbiamo i cinghiali che ormai non dico invadono, ma si presentano all'interno delle nostre città, anche le più grandi come Roma, no? Abbiamo i lupi che ormai anche quelli arrivano vicini ai centri abitati, e anche gli orsi. Ma il problema non è che sono loro che vengono nei nostri territori, siamo noi che ormai cementificando li abbiamo invasi, quindi non diamo più spazio.
Il progetto dei cassonetti è interessante perché è molto esplicativo, no? Che cos'è che si è immaginato l'artista? Di rappresentare l'inquinamento dei fiumi, dei laghi in modo esplicito. Ha preso questi cassonetti, ha fatto un taglio per mettere un vetro sigillato e poi ha messo l'acqua e i pesci dei fiumi e dei laghi, dei nostri fiumi e dei nostri laghi. Si capisce subito qual è lo stato di conservazione, no? E lui in una performance ha voluto entrare per vivere in prima persona quello spazio, quell'ambiente. In quella performance un fotografo amico, Michele Dolci, ha realizzato le fotografie che poi sono diventate anch'esse opere d'arte. Ecco. Wow. In mostra c'è anche un video dove si vede l'artista insieme ai pesci che nuota. Messaggio bello forte, insomma, l'immondizia dei fiumi, dei laghi, con l'artista immerso dentro, nella parte umana, con i pesci che ovviamente devono boccheggiare per rimanere a galla. Veramente un messaggio molto forte, ma in questo periodo è un messaggio che ci vuole e deve trasmettere appunto questo messaggio interessante che deve colpire un po' tutti e cercare di evitare di andare oltre quello che già facciamo. Ecco. Bene, facciamo facciamo un intermezzo musicale, okay, perché l'argomento comincia a essere molto interessante e giustamente una mostra così merita di essere visitata e soprattutto di essere vissuta, perché vedo che almeno da quello che sto sentendo, perché quello che noi stiamo trasmettendo è la sensazione che dobbiamo dare di questo documentario sonoro per far accrescere quello che è l'interesse per questa mostra. Il cammino in questo inferno terreno è percorso da un certo Eldrick. Chi è Eldrick? Questa è una cosa interessante. Allora, intanto il legame tra la mostra e il libro è interessante perché il libro riporta integralmente questa storia, questa narrazione con il personaggio Eldrick. Riporta la versione per adulti, quella per bambini è comunque raggiungibile da un QR code che abbiamo inserito nel libro. E quindi tutte e due le narrazioni, sia quella per adulti sia quella per bambini, si possono anche poi recuperare sempre quando si vuole dal libro. Allora, l'idea di costruire questa narrazione, come dicevo all'inizio, era quella di poter offrire ai visitatori almeno due modi di visitare la mostra. Uno classico, e cioè con tutte le didascalie che sono costruite in due modi: c'è la scheda tecnica esposta vicino a ciascuna opera, con i dati dell'opera, l'autore, eccetera, e con un QR code anche lì nuovo, speciale, che mostra i dietro le quinte. Quindi se uno è curioso di vedere come nasce un'opera o che storia espositiva ha, ce n'è una che ha girato il mondo, è stata esposta in Italia in un museo olandese a Pechino, quindi insomma ci sono cose interessanti, o magari vedere l'atelier dell'artista attraverso una sua intervista, lo può fare. E poi si può leggere le didattiche complete, che ogni opera, diciamo, è dotata di una di queste. Ma poi c'è questo nuovo modo, quello narrante, che dicevamo all'inizio, anche la versione per bambini. Parte da quella per adulti, che come personaggio ha questo Eldrick. Eldrick è un alieno che per una qualche ragione è stato inviato dal suo pianeta a visitare la Terra, che già studiava da tempo. Atterrato per puro caso nei pressi del centro commerciale Verona 1, insomma nei pressi della mostra, decide che può essere un buon metodo quello di capire qualcosa di più degli umani proprio visitando una mostra d'arte, visitando un museo. Il Museo d'Arte Trasformativa in questo caso, no? Quindi questa storia che noi proponiamo ai visitatori non è una guida come a volte si trova nei musei, in cui, diciamo, la persona racconta tecnicamente l'opera che ci si trova davanti, magari dicendo chi è l'autore, dicendo le dimensioni, raccontando qualcosa di come è realizzata e così via, o spiegando che cosa quell'opera rappresenta. I soggetti, certo. No, lo fa proprio vivendola in prima persona con il visitatore che lo sente parlare Eldrick, o sente la voce narrante, e ogni tanto anche Eldrick stesso parla con una voce diversa. Quindi è una visita emotiva, cioè il visitatore ha una chiave di lettura emotiva suggerita da questo racconto che lo coinvolge dall'inizio alla fine. È un racconto, insomma, che porta davvero lungo la mostra il visitatore per quasi 3/4 d'ora, e quindi l'esperienza è una vera e propria esperienza immersiva che io dico sempre consiglio di fare con gli auricolari o con le cuffie, perché l'effetto è ancora più
coinvolgente. Certo, e quindi quanto conta lo sguardo di un alieno, di un essere che arriva da fuori, che non ha mai avuto un impatto con il nostro pianeta come lo viviamo noi tutti i giorni, magari siamo anche ormai assuefatti, abituati, non ci facciamo più caso alle alterazioni, al problema climatico, eccetera. Quanto conta uno sguardo di uno straniero per capire la struttura della nostra realtà che stiamo vivendo oggi sulla Terra? Direi che è fondamentale, perché ci siamo immaginati questo personaggio che arriva da un pianeta molto evoluto, dove diciamo tutti o la maggior parte dei problemi che abbiamo sulla Terra sono già stati risolti, quindi in qualche modo questa visita dall'esterno è la visita di una persona non coinvolta, una persona che guardando le cose dall'esterno può essere anche più obiettiva nel giudizio. Ecco perché ci serviva un personaggio del genere, che ogni tanto fa qualche paragone con il mondo ideale, quello da cui lui proviene, in qualche modo quello immaginario che tutti forse vorremmo raggiungere in un futuro. Ma poi c'è anche un altro motivo che non è secondario, il fatto che noi consideriamo l'alieno, Eldrick, una sorta di metafora dell'artista, perché l'artista è quella persona che, vivendo spesso in un mondo a parte o comunque insomma meno coinvolto nella routine quotidiana, riesce a vedere da fuori le cose come stanno e soprattutto con la sua sensibilità riesce a rappresentarle anche emotivamente con le sue opere. Questo è molto importante, Michele, è veramente una mostra emotiva, io l'ho vista, a parte che conosciamo anche diversi artisti in diversi anni per i quali abbiamo fatto anche pubblicazioni, però la differenza rispetto alle altre esposizioni che erano monotematiche è qui vedere rappresentazioni diverse, artisti diversi che interpretano in modo personale gli argomenti di cui parlavamo prima e vederle come li esprimono in modo ovviamente molto soggettivo e veramente molto molto emotivo. No, ma tra l'altro io aggiungerei anche un'altra cosa, perché prima Paolo parlava dell'artista alieno, invece a volte io potrei anche immaginare che la persona che visita la mostra è un alieno, perché non tutti sono visitatori di mostre, non tutti vanno ai musei, e a volte trovarsi in un centro commerciale lì davanti dice ma sì dai, vediamo com'è questa cosa nuova per me, quindi come se fossi un alieno catapultato appunto in una realtà che non mi è vicina, e questo essere affascinato poi da questa serie di opere, da questa realtà immersiva, potrebbe essere un altro punto, ecco, a vostro favore. Paolo, nella mostra, dicevi prima, voi trattate temi come le migrazioni, l'ambiente, l'infodemia, la tecnologia, la distruzione della memoria. Quale di queste storture è a tuo avviso quella più pericolosa per il genere umano? Ma sai, è difficile fare una classifica, no? Perché ciascuno di noi poi vive alcune o molte insomma di queste problematiche più o meno direttamente. Però c'è un fatto che così di recente, un po' sotto gli occhi di tutti, e lo viviamo perché appartiene alla contemporaneità e alla trasformazione che la tecnologia introduce nella vita di tutti i giorni, no? E che è questa diffusione incredibile dei social, ma diciamo dei dispositivi che ci consentono di accedere velocemente a qualsiasi tipo di informazione, no? E sono i nostri telefonini, ce li abbiamo in mano tutti, ce l'hanno in mano i giovani. Che cos'è il problema? È che sono strumenti attraverso i quali siamo però anche raggiungibili da chi sa in qualche modo gestire le masse di informazioni, quindi in qualche maniera siamo un po' più influenzabili rispetto a qualche tempo fa. Non è facile distinguere tra le notizie vere e le fake news, perché ci vuole tempo, bisogna approfondire, bisogna cercare più fonti, quindi per pigrizia, ma è proprio come dire, atteggiamento naturale dell'essere umano di accettare abbastanza facilmente ciò che magari piace come idea, come concetto, e ahimè gli algoritmi ci propongono sempre di più quello che ci piace, diventa che è piuttosto facile anche influenzare le democrazie, e questa è una cosa che mi preoccupa, ma purtroppo è la realtà.
Certo, nella mostra, come abbiamo visto anche nel mostrare la pubblicazione, come abbiamo anche spiegato prima per le opere di Salvetti, ci sono rappresentati diverse specie animali. Poi abbiamo il nostro bel giaguaro in copertina, fantastico, bellissimo. Quanto la rappresentazione dell'animale è raffigurativa per esprimere i temi di cui stiamo parlando, quanto gli animali oggi possono parlare all'essere umano? Questo è un tema molto interessante, perché spesso ci dimentichiamo che noi viviamo in un pianeta che per le dimensioni umane è grandissimo, è enorme, no? Ma per le dimensioni cosmiche è un puntino nel vuoto. Quindi è come se noi fossimo in un'enorme astronave che viaggia nello spazio e nel tempo, e tutti insieme condividiamo questo viaggio anche senza poterlo pilotare, insomma, ma in qualche modo così è. E questa astronave non è popolata solo dall'essere umano, dagli esseri umani, ma anche da migliaia e migliaia di specie animali che però rendono il pianeta ricco, come si dice, ricco di biodiversità, ma ricco anche di risorse. E non sempre ci rendiamo conto, come dovremmo, di quanto sia importante cercare un equilibrio fra la presenza umana e quella di tutto il resto delle forme di vita che ci sono sulla Terra, animali e vegetali. E in questa mostra si cerca di toccare questo tema. Ci sono per esempio dei dipinti che ritraggono animali della savana tutti su fondo nero, come se l'ambiente fosse sparito. Sono dei moniti. E quindi credo che tutti dovremmo un pochino più riflettere su come dobbiamo comportarci per rispettare l'ambiente in cui viviamo. È casa nostra, no? Quindi per esempio non butteremo mai una cicca a terra a casa nostra se fossimo dei fumatori per spegnere con il piede, no? Però per strada lo facciamo. Riflettiamo su questo aspetto. Certo. Michele? No, io rimango sempre più affascinato da questa interpretazione che Paolo ci sta dando di questa mostra e di questa pubblicazione, che ovviamente raccoglie un po' tutte queste arti per dare proprio un senso compiuto a quello che si vuole andare a parare, chiamiamolo così. Quindi è molto interessante questa cosa qui, e invito appunto tutti i radioascoltatori a recarsi a fare una visita a questa mostra e immergersi proprio in questo ambiente che è particolare nella sua forma e nella sua arte. Paolo, quanto lavoro c'è dietro la costruzione di una esposizione, di una mostra, di una manifestazione artistica? Quanto c'è lavoro dietro le quinte, cioè rispetto al lavoro dell'artista che l'opera l'ha già preparata, quindi ha già lavorato a priori, ma voi come galleristi che volete, scegliete di portare avanti anche il messaggio che c'è nel vostro manifesto etico, quanto lavoro c'è strutturale ma anche filosofico dietro queste esposizioni? Guarda, stavolta ti posso dare dei numeri. La premessa è d'obbligo, cioè diciamo questa è stata una mostra che siamo riusciti a organizzare a velocità record, veramente record. Ma perché? Perché alle spalle davvero abbiamo 24 anni di esperienza, di storie espositive, di rapporto con gli artisti, di attività editoriale, molta della quale fatta con voi, e quindi c'è un'esperienza che ci permette di accorciare i tempi. Ciò nonostante, diciamo, dall'ideazione all'apertura sono passati 2 mesi. 2 mesi in cui abbiamo dovuto sviluppare gli aspetti filosofici, abbiamo immaginato, creato le narrazioni, riviste, riguardate, ripensate, fino a che diciamo le abbiamo ritenute adatte alla visita. Abbiamo pensato a come installare tutte le opere, e quando siamo arrivati nel luogo che adesso ospita la mostra, che era vuoto, abbiamo anche dovuto pensare l'installazione di tutte le pareti che sono state aggiunte, di dove collocare esattamente le opere, quindi un lavoro fisico che è bello perché è riportato anche nel libro. Questa volta è stato fatto in collaborazione, pensate, con un gruppo di studenti di un ITS, l'ITS Marco Polo di Venezia, dedicato alla logistica dell'arte, che sono venuti a lavorare una settimana agli allestimenti per capire dal punto di vista pratico che cosa bisogna fare quando si spostano opere, quando si allestiscono mostre e così via. E in quell'occasione io inaspettatamente sono stato nominato professore, per una settimana ho dovuto occuparmi degli studenti, ed è stata anche quello, diciamo, una bella esperienza anche umana.
Però per farvi capire quanto è complesso, c'erano più di 20 persone che lavoravano agli allestimenti per quella settimana, quindi non è una cosa semplice. Chi viene a visitarla vede solo il lavoro finito, magari scorgerà qualche piccolo difetto perché tutto è perfettibile, ecco. Ma secondo me non ci farà caso, la mostra è davvero coinvolgente dall'inizio alla fine. Io non ho visto difetti, quindi poi insomma lavorare con i giovani è sempre bello, perché trasmettere le proprie emozioni anche alla parte che dovrà seguire un po' le orme è sempre una cosa positiva. Quindi il fatto di essere nominato professore è giusto che lo sia, ecco, perché chi ha l'esperienza, anche se sulla carta non è un professore di fatto. Andiamo pure avanti e dopo facciamolo adesso, perché io ho delle ultime domande in chiusura che vorrei mantenere collegate l'una all'altra prima, per dare, prima di arrivare alla standing ovation. Al volo ricordo una cosa prima dello stacco musicale, e cioè che la mostra normalmente è sempre aperta e fa un orario dalle 11 alle 19 nei giorni feriali, diciamo, a parte proprio oggi che chiuderà un'ora prima per ragioni tecniche, e nei giorni festivi, sabato e domenica, apre invece un'ora in più dalle 10 della mattina alle 8 di sera. Andiamo un po' ad addentrarci ancora meglio in questa mostra. Certo. Paolo, una domanda: l'arte ha il potere di farci riflettere? Quanto questo percorso racchiuso nella vostra esposizione e in questa pubblicazione è riuscito ad arrivare a raggiungere questo intento di far riflettere l'osservatore, il lettore? Guarda, allora io ti cito una frase di Picasso che è ricorrente nelle attività che facciamo, perché è interessante e significativa. Diceva questo autore che tutti conoscono per fortuna, che l'arte ha lo straordinario potere di scuoterci di dosso la polvere che si accumula nella vita di tutti i giorni. Se si pensa bene a questa frase, inizia dicendo che l'arte ha uno straordinario potere. Quindi l'artista degno di questo nome, avendo questo enorme potere da esercitare, prima di tutto deve imparare a farlo con grande responsabilità. E questo si collega all'idea che citavo all'inizio del movimento arte etica, cioè un movimento che raccoglie attorno a sé artisti che sono innanzitutto degli intellettuali, delle persone che hanno qualcosa di importante da dire e che lo fanno con uno sguardo dall'esterno, quindi uno sguardo che aggiunge qualcosa a quello che noi normalmente viviamo e guardiamo nella vita di tutti i giorni. E se sono bravi a raggiungere questo scopo, con l'emozione che ci trasmettono le loro opere, ci scuotono, ci fanno riflettere, ci fanno pensare. Ecco l'intento della mostra, no? Quindi opere che di primo acchito uno guarda e decide se gli piacciono o se non gli piacciono. C'è già un giudizio estetico, soggettivo, no? Quasi sempre. Poi però si informa un pochino di più, legge un pezzo di didascalia o ascolta il percorso narrativo e scopre cosa c'è dietro a quest'opera, qual è il pensiero che ha mosso l'artista per costruire quell'opera, per farla in quel determinato modo, e allora ecco che si arricchisce la visita. Le persone cominciano a pensare e l'obiettivo che noi ci prefiggiamo di raggiungere e che credo, insomma, sia raggiunto, ma questo ve lo dico perché abbiamo messo un libro alla fine della mostra, abbiamo chiesto a molti visitatori di lasciare un commento e i commenti parlano chiaro, cioè voglio dire, sono le persone stesse che ci dicono mostra interessante, mostra che tocca temi importanti, che ci fa riflettere, che dovremmo vedere più spesso per cambiare. Quindi l'intento è proprio quello di fare in modo che chi esce da quella mostra esca con un piccolo pensiero, un tarlo nella testa, qualcosa che la fa pensare a come anch'essa può dare il proprio contributo, perché ciascuno di noi può farlo, per raggiungere quel miglioramento che tutti ci auspichiamo. È responsabilità di tutti alla fine, no? Non è una cosa che possiamo solo demandare agli altri. Giusto. E Eldrick che reazione ha alla fine del suo percorso? Secondo lui c'è la via di uscita da questo inferno terreno?
Eldrick, che è un personaggio alieno che si presenta prima in forma traslucida e poi assume sembianze antropomorfe, umane, no? Alla fine ritorna nel suo stato originale, si dissolve nei pensieri e entrando nei pensieri delle persone dà quegli spunti continui, proprio perché la via d'uscita è possibile, è auspicabile, ma anche, come dire, necessaria. Quindi la mostra invita tutti quanti a assumersi a modo proprio la responsabilità di contribuire al cambiamento. È bellissima anche l'idea di permettere al visitatore di lasciare un commento, di lasciare un'opinione scritta della quale sicuramente farete tesoro. Tra l'altro volevo anche dire questa cosa qui, un'altra cosa che sto notando nella pubblicazione è che sono stati inseriti una serie di QR code dove uno può andare a sentire, appunto, non solo vedendo la pubblicazione e leggendola, ma anche sentire il racconto narrato dalle voci, appunto, di Domenico D'Attola, oppure la parte dei più piccini, quella che dicevamo prima come in modo fiabesco, oppure addirittura il dietro le quinte, appunto, di quello che abbiamo parlato, chi ha lavorato, come, perché, immagino che sia per quello. Quindi si dà una visione anche in questa pubblicazione, si fa vivere anche questa pubblicazione in questa maniera. Ma direi che il bello di questo libro è proprio questo, perché cosa succede quando arriva un visitatore, no, che decide di fare il percorso narrante, che sono 3/4 d'ora, a volte finito il percorso magari non si prende la briga di rientrare nella mostra e guardarsi anche tutti dietro le quinte che durante il percorso narrativo magari ha trascurato per godersi la storia. E quindi il libro diventa prezioso perché se lo può portare a casa e con calma a casa rivedersi tutti dietro le quinte delle opere che non ha seguito così in dettaglio nel percorso espositivo. No, ma proprio è la formula interessante, il fatto di far vivere non solo la mostra in questo senso qua, ma anche la stessa pubblicazione che uno si porta a casa. Quindi io rivedo e rivivo le emozioni che ho provato leggendo appunto il libro, e quindi è una cosa veramente innovativa e interessante. Questo libro è ovviamente disponibile sul sito di Edizioni 03 e su tutte le piattaforme che vendono libri online e offline. Si intitola, lo ripetiamo visto che ci siamo appena ricollegati, Inferno, esiste una via di uscita, e nome di Edizioni 03, nostra 20ª pubblicazione con Paolo Mozzo. Esatto, e si trova a disposizione anche nel sito di Artantide Gallery e ovviamente nel bookshop presente del Museo d'Arte Trasformativa nella galleria, che ripetiamo ancora, per chi si è collegato solo ora, è presente in questo momento presso il centro commerciale Univerona di San Giovanni Lupatotto. Sì, Verona 1, che così diciamo popolarmente si conosce anche come Galassia. Esatto. Paola, siamo in tema. Una domanda, questa mostra poi sarà itinerante o avrà una collocazione sua, non so? Allora, pur non essendo nata con l'idea di itinerare, abbiamo già avuto 2 richieste, una dalla provincia di Varese e una da Roma, per riproporla in ambiti simili in altri centri commerciali, e quindi non escludo che possa itinerare. Ovviamente magari con qualche variazione, qualche aggiunta, certo, cambiamento, però mantenendo la sua struttura espositiva. Diciamo, anche facendo tesoro anche dei suggerimenti che il visitatore vi dà alla fine del suo viaggio. Senza dubbio, e quindi mantenendo anche la forma narrativa della visita oltre a quella tradizionale. Beh. Fantastico. Paolo, siamo in chiusura. Io vorrei farti una domanda più distaccata da quella dell'oggetto e dell'argomento di oggi. Voi come Ebland e Artantide, voi vi fate carico di presentare in modo particolare a imprenditori e professionisti un argomento che oggi interessa molto a livello fiscale, a livello proprio di amministrazione interna delle aziende. Voi presentate la compliance ESG per quanto riguarda le opere d'arte. Cosa significa? Di cosa si tratta? Allora, questo acronimo ESG, no? ESG, sta per Environment, Ambiente, Social, diciamo gestione sociale, rapporto che ha la società con l'azienda con la società civile, e governance, cioè la gestione dell'azienda. È un acronimo molto importante perché è sempre più all'attenzione delle aziende che
oggi come oggi non si concentrano solo ed esclusivamente sui prodotti e sui servizi che le caratterizzano, ma anche sulle persone, che sono i dipendenti che fanno vivere l'azienda, e sul rapporto che l'azienda ha con la società civile che la circonda. Ed è sempre più richiesto un atteggiamento proattivo in questa direzione, cioè poter dimostrare che cosa l'azienda fa per migliorare l'ambiente, non solo dal punto di vista dell'inquinamento, ma anche l'ambiente, il clima aziendale, quello che si vive, che cosa restituisce alla società che la ospita, e infine la capacità di governare, quindi come in qualche modo fa crescere le persone. Infatti oggi, soprattutto i giovani, quando cercano un lavoro, non guardano solamente all'aspetto economico, allo stipendio, ma che cosa imparano, come crescono all'interno di un'azienda e soprattutto che ambiente trovano, se l'ambiente è attrattivo o meno. Le opere d'arte rappresentano un modo per rendere più interessanti tutti questi aspetti, e noi curiamo da un po' di tempo diverse collezioni aziendali. Abbiamo iniziato a collaborare anche con Edizioni 03 in questo senso, e ne abbiamo già pubblicate 8 sul sito di Artantide Gallery, ma ce ne sono altre 6-7 in preparazione, sono già una quindicina questi progetti, e curando le collezioni aziendali curiamo proprio questi temi e li portiamo all'interno delle aziende, migliorando quegli aspetti, quei punti che dicevo prima. E devo dire è una cosa molto bella per il lavoro che faccio, perché l'arte diventa davvero proattiva, non è più semplicemente non copre solo l'aspetto così espositivo, non è solo bellezza per gli occhi, ma è bellezza a 360 gradi, a tutto tondo, bellezza anche che viene trasferita alle persone che ne godono la vicinanza, e poi questa bellezza viene magari trasferita nei processi aziendali, l'azienda diventa più bella e quindi anche più efficiente. Quindi io come titolare d'azienda decido di investire una parte del mio budget nell'acquisto di opere d'arte e posso inserire questo mio investimento all'interno del bilancio di sostenibilità, dico bene? Ci sei andata molto vicina, diciamo che si può fare più o meno quello che hai detto, però anche con dei metodi interessantissimi che offrono delle agevolazioni fiscali inaspettate. Quindi ci sono veri e propri progetti che possono addirittura generare dei risparmi addirittura e ottenere tutti questi vantaggi di cui parlavamo prima. Fantastico, quindi io vorrei suggerire ai radioascoltatori di collegarsi sul vostro sito, dove troveranno i prossimi eventi di presentazione su questi argomenti. Dove si devono collegare per sapere i vostri calendari, venirvi a raggiungere per imparare qualcosa su questo argomento? Lo scandisco, ecco. Il sito è www.artantide.com, ok, il sito di galleria, e nella home page, vedendo diciamo gli eventi che scorrono, alla fine appare anche quello della pagina delle collezioni aziendali, attraverso il quale ci si può collegare alla sezione del sito che tratta specificatamente questi argomenti. Perfetto, almeno così abbiamo dato qualche informazione in più. Tu lo sapevi che si poteva investire nell'arte a livello aziendale? Assolutamente, e dico che veramente è una cosa interessante anche per la parte imprenditoriale, che addirittura molti non sanno, come diceva Paolo, che c'è anche la possibilità di avere un risparmio poi alla fine spendendo in opere d'arte, ed è una cosa magnifica. Cioè, io penso che nessuno può pensare di dire ma io prendo un quadro, prendo qualcosa per abbellire la mia azienda, e addirittura, se fatto in un certo frangente, metterci anche del risparmio poi alla fine e ritrovarmi ancora con un valore in mano. Proprio così. Assolutamente. Hai visto che dove siamo arrivati stamattina? Abbiamo passato Fantastico. un'ora piacevolissima e il tempo purtroppo è tiranno come sempre. Allora, io volevo, Paolo, scandisci ancora il tuo sito? Allora, www.artantide.com. Artantide, mi raccomando. Comincia con art. Come art, ovviamente. Radioascoltatori, Rete 2000 con voi, siamo a queste battute finali con questo inferno. Esiste una via d'uscita, e qui di via d'uscita ne abbiamo trovate parecchie, perché di punti a favore di questa pubblicazione, di questa mostra, ce ne sono tante, e quindi noi non possiamo altro che consigliare una visita nei vari punti dove questa mostra, in questo caso al famoso Galassia del centro commerciale Verona
1 di Verona, San Giovanni Lupatoto, e quindi andate pure a visitare questa mostra. Tra l'altro domani giorno di festa, abbiamo sabato e domenica. Chi non fa la gita fuori porta può andare a fare una gita culturale a San Giovanni Lupatoto, perché no? Tra una spesa e l'altra. Tra una spesa e l'altra. Allora Enza, vogliamo aggiungere qualcosa di nostro? Sì, vogliamo ancora ricordare che sono aperte le iscrizioni al premio letterario Città di Verona, oggi e domani. Sempre e per sempre è il tema, mi raccomando, presentate le opere a tema. E la scadenza è il 31 agosto, però siccome quest'anno abbiamo 2 categorie particolari che sono fotografia e fumetto, ci vuole tempo anche per realizzare le tavole richieste, perché c'è un minimo di tavole da consegnare al momento dell'iscrizione. Continuate a preparare le vostre opere letterarie e o fotografiche o a fumetto, e noi vi aspettiamo tante iscrizioni, e poi la celebrazione della premiazione avverrà a novembre presso il Salone Maffei la Sala Maffeiana del Teatro Filarmonico. Quindi quest'anno abbiamo alzato un po' l'asticella e siamo in centro Verona davanti alla nostra arena a premiare i vincitori di questo premio. Quindi vi aspettiamo numerosi, iscrivetevi, se avete domande da fare contattateci, edizioni03.com, anche noi siamo sempre a vostra disposizione. Avete ascoltato Autori e letture, una produzione di Rete 2000 Web in collaborazione con Edizioni 03.